Io sono orgoglioso di mio figlio. La voce rotta dalla commozione, l'orgoglio di un padre che ha visto in diretta quello che stava accadendo al figlio, circondato e picchiato a Torino nella guerriglia esplosa durante la manifestazione per il centro sociale a Scatassuna. Gianfranco Calista è il papà di Alessandro, il poliziotto del secondo reparto mobile di Padova, ripreso nel video mentre viene assalito dai manifestanti, uno in particolare che lo colpisce con un martello. I genitori che vivono a Pescara si sono accorti di quanto stava accadendo al figlio guardando il telegiornale. Ho visto in diretta, stavo mangiando, quello è successo verso le 7, 19 e 20, 19 e 30. Quando ho visto quel poliziotto, poi non so come è rimasto da solo, mi sa che gli hanno colpito una gamba con una pietra perché c'ha i punti a una gamba. Quando si è alzato, ho visto i capelli che ce l'ha un po' rasati. Mia moglie stava seduta in poltrona, te lo giuro, ho pensato a mio figlio, perché è lui. Gianfranco Calista ha cercato di restare tranquillo, di rassicurare la moglie, ma ha capito subito che quel poliziotto era proprio il figlio Alessandro che da anni è in forze al reparto mobile di Padova. Il sospiro di sollievo dopo un'ora quando la compagna di Alessandro ha ricevuto sue notizie dall'ospedale. Dopo una giornata in osservazione alle Molinette di Torino, ieri in serata l'agente Calista è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni ed è tornato a Padova, il tempo anche per una telefonata scherzosa al papà. Lui un po' spiritoso mi ha detto, papà come stai? Io ho detto tu come stai, capito?